Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, 21:17 praticamente puntuali per questa puntata speciale di Telefriuli estate, e dovevamo essere in onda da Pavia di Udine, ma l'annunciato brutto tempo ha costretto gli organizzatori a annullare l'evento. Noi abbiamo quindi fatto una piccolissima deviazione nella kermesse più importante dell'anno per la provincia di Udine, ovvero sia Friuli Doc, e cominciamo da piazza 20 settembre. Un saluto al vice sindaco Venanzi, che tra l'altro è stato anche protagonista della diretta di stamattina, sempre offerta da Telefriuli. Sta piovendo, però mi pare che vedere tutto questo ben di Dio di gente, caro Venanzi, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. No, beh, è importante, purtroppo insomma nel clima non governi. Come sentite la mia voce è provata, solitamente perdo la voce la domenica ogni anno, ma quest'anno ho anticipato anche causa meteo. No, io sono davvero contento perché tutto sommato quello che si vede in questi giorni è solo la punta dell'iceberg di un lavoro che dura praticamente un anno, che è fatto da tantissimi ragazzi e ragazze che fanno parte del mio staff, che voglio veramente ringraziare, perché se possiamo vedere tutto questo realizzato è grazie al loro lavoro e grazie anche allo splendido lavoro che fa Renato, che ci intrattiene dal profilo artistico, segue tutta la parte artistica della manifestazione. Comunque sia, è vero, adesso è arrivata la pioggia, però le piazze sono piene, arriviamo da Piazza Duomo, da Piazza Venerio, comunque la città e il territorio ha risposto molto bene, tantissimi turisti tra l'altro. Ecco, il direttore artistico è Renato Pontoni. Quali le particolarità dell'edizione 2017 di Friuli Doc? Beh, una varietà di successi passati, però anche futuri, una varietà di generi musicali e di artisti nuovi, per una rotazione che ogni anno facciamo, e chiaramente abbiamo bisogno del bel tempo. Questa cosa non ce l'abbiamo, però quasi tutti i palchi sono al coperto, quindi salterà domani qualche piccolo concerto, ma per il resto tutto confermato. C'è una sorpresa adesso. Adesso c'è una grande sorpresa, è un fuori onda, un fuori pista, perché proprio 2 ore fa abbiamo ricevuto una telefonata, ho parlato con Alessandro, mi fa via, si parte, e allora siamo qua per dare questa sorpresa, per dare una notizia, la notizia che a Friuli Doc non c'è mai stata. E questa è la prima volta. Ecco, io li ringrazio perché abbiamo spostato questa sorpresa di qualche minuto proprio per offrirvela a voi che ci state guardando da casa. Voglio salutare anche Alessandro Cesare del Diario di Udine. Cosa stai combinando? Siamo in diretta anche noi sul Diario di Udine, e quindi qua tutti sono in diretta, aspettiamo insomma di capire cosa sta per accadere. Allora, in presa diretta, attenzione. Perché c'è una cosa molto bella, semplice ma molto bella, molto importante da raccontare in pochi minuti. Passo la parola allo speaker ufficiale. Bene, io vado qua sopra, intanto vi do il benvenuto a nome della città e dell'organizzatore di Friuli Doc, ma non sono io l'attore principale che vi intratterrà in questo momento. Abbiamo una sorpresa, una cosa che non c'è mai stata a Friuli Doc, e io sono particolarmente lieto di poter introdurre. Abbiamo un ospite importante, abbiamo soprattutto un attore per questo palco. Chiamerei Luigi, per cortesia, che deve fare un applauso a Luigi, che dovrà fare una cosa importante. Ciao Luigi. Buonasera. Scusate l'emozione, non salgo spesso sul palco. Come potete vedere, non sono un cantante famoso, neanche un comico, però grazie a questa bellissima manifestazione e a un pubblico stupendo di friuliani doc, volevo invitare sul palco una persona molto importante a me, Caterina. Vedete che probabilmente sta invitando sul palco la sua fidanzata, che non sa, noi sappiamo qual è la sorpresa. Caterina c'è un mazzo di rose rosse, chissà cosa sta per succedere. È tutto vero, eh?
io ci sono qua, perché voglio sentire le parole. Voce, Scusate, voce! è da una settimana che cerco di pensare quello che devo dire, ma adesso qua non è facile. Lei lo lascia. È da 8 anni che abbiamo iniziato il nostro film. Il 10 ottobre del 2014 alle ore 16:58 mi hai reso la persona più felice di questo mondo e hai messo al mondo il nostro bambino Marco, che è la nostra vita. Siamo soci nella vita e nel lavoro e non potevo scegliere il socio migliore. Sei una mamma stupenda, sei un'amica fantastica, un amante bellissimo. Non è un film, è tutto vero, Quello che io voglio chiederti. Stiamo commentando una proposta di... Voglio essere anche mia moglie. Ragazzi, l'amore vince sempre. Non basta però adesso, perché poi ci sono i ragazzi in sala, poi mi chiudono la manifestazione, il casino di giustificare tutto. Ragazzi, un applauso a Lucia e Caterina che si sposeranno la prossima edizione di Free Doc su questo palco. Oh no. Tanti auguri ragazzi, ragazzi. Tanti auguri ragazzi, davvero. Se volete potete anche cantare adesso. Ok. Viva, buona serata a tutti, grazie. E allora questa è la sorpresa e adesso il futuro sposo viene invitato a pagar da bere. E anche questa evidentemente è Friuli Doc. Venanzi e Pontoni, sorpresa riuscita. No, fantastico, perché poi alla fine è questa l'essenza della manifestazione: genuinità, serenità e amore, viva Dio, insomma, è bellissimo. Guardate che è emozionantissimo, una cosa straordinaria non riesco a descrivere, ma è straordinario, veramente. Beh, la vita, un po' vedere queste cose, non mi era mai successo. Le ho sentito parlare, però questo ragazzo qua a pomeriggio mi ha telefonato, veramente voleva fare sta cosa, io ho detto facciamola. Allora, vediamo, io ci provo, vado dai due sposi. Caterina, siamo in diretta su Telefriuli, te l'aspettavi o no? No. Prossimo anno si fa? Beh, il prossimo anno, no, vi tocca. Sì, no, per forza, un altro anno sì. Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti per lavoro a Lignano. Sì. Sposa bagnata, sposa fortunata, viene giù che Dio la manda, dobbiamo andare in pubblicità. Sono fortunata così. Come si chiama il piccolo? Marco. Bene, con Marco e questi futuri sposi adesso andiamo in pubblicità. Grazie Gian Domenico Ricci, è stato un momento particolarmente emozionante. A tra poco. Eccoci allora nuovamente in
diretta da Friuli Doc, sta piovendo in questo momento, previsioni purtroppo rispettate, la perturbazione è arrivata con un po' di ritardo e non a caso, lo dicevo proprio in altra sede, abbiamo dovuto cambiare location per la trasmissione Telefriuli Estate, dovevamo essere a Pavia di Udine, gli organizzatori proprio per l'arrivo di questa perturbazione hanno deciso di annullare i festeggiamenti e quindi noi siamo a Friuli Doc. Sulla scorta del fatto che dovevamo trasmettere da Pavia di Udine, vi proponiamo, al momento ve ne proponiamo un servizio dedicato a una prima azienda proprio della zona di Pavia di Udine, che non insiste solo su quella zona ma un po' su tutta la regione, quindi può andare il servizio di Metal World. Un'azienda come la mia non può fare tutto questo, non c'è. E allora questo motivo dei 40 anni mi ha permesso sicuramente di andare a bussare alle vostre porte per chiedere di partecipare alla mia festa. E in questo modo abbiamo aperto le nostre porte, abbiamo impostato con dei video affinché sia chiaro che cosa facciamo, perché le macchine comunque avete visto funzionavano quasi per la totalità e voi siete arrivati numerosi e questo mi riempie di orgoglio. Qui in pratica ci sono le varie applicazioni, di là avete visto la lavorazione, di qua vedete le applicazioni. Questi sono tutti i prodotti che noi facciamo, a partire dalle prime frese saldobrasate per poi passare alle lavorazioni, quindi alla pianatura tradizionale di un tempo, alla foratura, ai pantofoli, al nesting, alle travi, ai pavimenti. Oggi chi fa pavimenti non è uno sprovveduto, è uno che lavora dai 60-80 metri al minuto ai 220 metri al minuto. Chi pialla oggi non pialla più a 10 metri al minuto come si faceva ai tempi quando sono partito, ma si pialla a 100, 200, 800, si tenta di arrivare a 1000 metri al minuto per fare le travi, per fare le pareti. E oggi fare una casa con il legno significa avere dei grandi vantaggi della qualità del materiale, ma soprattutto del risparmio energetico, ma soprattutto della velocità di produzione. E quindi oggi il legno è al centro di un grande processo di cambiamento nel sistema produttivo anche dell'abitazione. Per cui ci siamo adeguati, c'è chi ha fatto le macchine e chi ha collaborato a fare gli utensili che le macchine e l'operazione costi il meno possibile. Abbiamo poi altri esempi nel mondo dell'isolamento, mondo nuovo. Questi utensili nel mondo dell'isolamento stanno prendendo piede perché le case devono essere sempre più armonizzate, sempre più vivibili, sempre meno costose. E poi il mondo del serramento, e poi l'ultimo, uno dei campi dove siamo approdati è l'aerospace, quindi il mondo degli aerei, il mondo dell'aviazione, il mondo dell'auto, dove si utilizzano sempre più materiali compositi, dove si utilizzano sempre di più materiali sconosciuti a noi e che non sono neanche noti se lavoriamo nel mondo dell'industria chimica e dell'industria militare. Sono dei processi di lavorazione che noi accogliamo all'interno della nostra produzione con gli uomini che abbiamo, ma soprattutto con la speranza e la voglia di portare, di sperimentare, di simulare quello che il mondo industriale si aspetta. Ecco, questo passaggio qua secondo me diventa cruciale, ma soprattutto diventa strategico. Ecco, portare tutta questa strategia significa restare al passo con i tempi, ma per poterlo fare bisogna cambiare da di dentro. Ecco perché abbiamo scritto punto zero. Perché questa è l'occasione che mi viene offerta e partire da zero significa tornare a ritrovare le forza e l'energia di cui dedicavo quando avevo 20 anni, ma che oggi sono costretto a rimettere in discussione
la mia agiatezza che avevo acquisito dopo gli anni 50-60, cioè quando avevo io 50-60 anni. Oggi che ne ho molti di più mi rendo conto che è tutto da rifare, che è tutto da ripartire e oggi bisogna farlo e farlo con uno spirito nuovo. Eccoci qua, allora 3 minuti prima della pausa pubblicitaria siamo in diretta, ci siamo spostati alla sinistra del palco dove ci sarà fra pochi istanti una esibizione di rockabilly. Ci sono due colleghe di Radio.0, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, siete presenti anche voi nella piazzetta della stampa? Siamo insieme con voi in diretta su Radio.0 per Friuli Doc, andiamo in giro a cercare le ricette, intervistiamo e presentiamo il nostro programma Radio Chef, che è arrivato alla 6ª edizione, presentato da Barbara Pernar, che appunto aspetta tutte le ricette degli ascoltatori, le migliori vengono strapremiate. I programmi di cucina in televisione sono diffusissimi, bisogna essere però molto bravi perché voglio dire, non mostri niente, con la tua voce devi raccontare e incuriosire. Beh sì, questa è un po' la differenza, no? Bisogna far immaginare le cose agli ascoltatori, un po' l'aspetto più interessante della radio. Devo dire che poi imparando in tanti show cooking abbiamo trovato anche i termini giusti, i modi giusti per descrivere e poi abbiamo tantissimi ospiti come appunto le Proloco che veramente ci arricchiscono con i loro prodotti sempre freschi. Ricordiamo la frequenza? 101 e 300 per tutto il Friuli, 101 e 100 e 101 e 5 per la provincia di Trieste, 90.100 per il Tarvisiano. Ecco, ascoltateli perché io le ammiro perché fanno un lavoro molto più difficile di noi, nel senso che noi abbiamo le immagini in ausilio ai nostri racconti, loro o raccontano bene o raccontano bene. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi. Caro Tosorati, raccontano benissimo. Raccontano bene perché loro non hanno le immagini. Bene. Che cosa abbiamo qua, Tosorati? Vieni da questa parte se no impaliamo ravo. Noi qui abbiamo i gnocchi di zucca, gnocchi con la zucca nel cestino di frico croccante. Questo è un artigiano proprio che li fa e sono buonissimi. Chiaramente sono col burro, un po' di salvia e ricotta affumicata chiaramente. E poi abbiamo un bel cestinetto, sempre nel cestino di frico croccante, di funghi, trifolata di funghi, sono porcini, chiodini, lettini, galletti, col pane di zucca, col pane con zucca, ed è l'anteprima di quello che poi faremo alla festa della zucca a Bagnaria, il 24 di questo mese, tra 15 giorni, dove avremo molti altri prodotti tutti a base di zucca. Ecco, tra l'altro Tosorati sarà presente con un bel gruppo il 19 allo Scrigno che riparte martedì 19 settembre, quindi ripartiamo con una nuova stagione, la 12ª, a parlare di tradizioni popolari. Questa è A Tutta Zucca con Bagnaria Arsa. Possiamo andare in pubblicità. La serata si sta animando a Friuli Doc. Scusi, buonasera. Chi le ha regalato sta rosa? Un mio amico. Qual è l'amico? Lui. Scusa, regalare una rosa rossa a una donna è impegnativo. Sono un uomo di una volta. Bravissimo. Sì, sempre. È importante. Vedi, puntiamo a qualcosa di importante? Ci vogliamo un sacco di bene. Sì. E queste chi sono? Sempre lui. Tutte amiche. Sì, è importante. Guarda, aspetta che le presentiamo subito. Sempre. Si chiama? Nausicaa. Andra. Cristina. Angelica. È sempre lui che vi ha regalato. È un signore. È l'unico. Vieni. Allora, sei un signore, un gentiluomo. Sì. Come ho detto prima, un uomo di una volta, di antichi tempi. Ma da dove arrivi tu? Da Udine. Da Udine? Sì. Nativo. Sì. Allora, noi salutiamo, dobbiamo fare una foto. Fagliani. Federica. Lei Fagliani. Auguri. Grazie. Quanti? 22. Per questo. 22 anni. Come ti chiami? Federica. Allora, grazie a Federica, auguri e buona festa.
Adesso è il momento di un'altra azienda del territorio di Pavia, l'AXA. Nella zona industriale udinese, nella ZIU, in comune di Pavia di Udine. E siamo all'interno dell'AXA, un'azienda che è presente dalla fine degli anni 70 ed è specializzata in programmi gestionali. Con noi l'amministratore, il signor Walter Faggin. Intanto cominciamo a spiegare ai nostri telespettatori in che cosa consiste effettivamente l'attività dell'AXA, che un tempo, prima di trasferirsi qui, si trovava in Via del Gelso a Udine. Sì. Noi facciamo programmi gestionali e ci preoccupiamo, oltre a fare i programmi, anche di installarli presso i clienti, facendo in modo che di arrivare a finire gli obiettivi, definire gli obiettivi e perseguirli. Quindi partiamo dalla produzione a fare il programma, poi presso il cliente ci interessiamo che vada tutto fino in fondo. In sostanza vi occupate di sistemi gestionali a 360 gradi, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda anche gli aspetti economici. Sì, diciamo che ci occupiamo più della parte di clienti di tipo industria, meno di altri tipi, non so, commercialisti, eccetera, quindi più la parte industria, ecco, siamo specializzati nella parte industriale, però chiaramente anche la parte economica, la parte fiscale e tutto quel che segue a avere una contabilità corretta. Attualmente operate sul mercato italiano, avete clienti in tutta Italia, però mi spiegava che anche avete clienti che sono in Italia ma che operano all'estero. Sì, abbiamo clienti in tutta Italia, da Catania, Taranto, Bari, Roma, fino a Genova, fino a Udine chiaramente. E all'estero andiamo con aziende italiane che lavorano all'estero, e all'estero siamo un po' dappertutto, dall'Australia a Stati Uniti, Canada, Russia, Cina, per caso, insomma un po' dappertutto. Attualmente occupate quanti addetti? 16 mi diceva? Siamo 16 persone. Sì. Partiti originariamente così o il numero si è incrementato? Alti e bassi, no? Perché siamo partiti in pochi, poi siamo stati in un momento che eravamo un po' di persone di più, adesso siamo un po' di meno, adesso torniamo a crescere, però seguendo anche quello che è stata l'economia in questi anni, perché sono passati un po' di anni. Ecco, a tal proposito, proprio per quanto riguarda la situazione economica in generale, il fatto per un'azienda, il fatto di poter disporre di sistemi gestionali fatti bene, in maniera oculata, quanto può aiutare l'azienda stessa? Fatti bene è una metà e l'altra metà dovrebbe essere il cliente, che anche lui fa bene, quindi l'assieme dovrebbe servire, metà noi, metà il cliente. E comunque avendo già una base, questo può servire, può dare un aiuto alle imprese. Sì, lo scopo è quello, cioè lo scopo non è solo stampare le fatture come si faceva negli anni 60. Sì, lo scopo è seguire il numero, la gestione e possibilmente mese a mese identificare quali sono gli elementi critici, quegli elementi di gestione, insomma, sia economica che monetaria, in tutti gli aspetti. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate? Perché si dice, no, che c'è tanta burocrazia, quindi bisogna essere aggiornati, tante cose nuove. La burocrazia è una seccatura perché tutta la parte fiscale la subiamo, ci tocca farla, però non è che siamo entusiasti. È una necessità e questo è quello che sentiamo come un peso, però per il resto sì, non abbiamo altre difficoltà. Ecco, quindi lei dice sentiamo la burocrazia come un peso, quindi come tutte le altre. Che sono stupidaggini, non so se sono i miei colleghi e io, che certe robe, spesometro, 100 robe che sembrano piccole cose, però anche le aziende, oltre che noi, rischiano di essere coinvolti qualche mese all'anno per fare qualcosa che forse nemmeno loro capiscono perché le stanno facendo. Io non le capisco, cioè certe robe non le capiamo perché vengono fatte, però sono così. Tanti balzelli inutili? Tipo gli intra, tante schifezze per dire la verità, però tocca farle e basta. Un'azienda che non si fa mancare nulla in effetti, no? Perché qui vediamo anche il momento di svago, di relax, avete cercato di rendere l'ambiente di lavoro il più piacevole possibile. Visto che dobbiamo stare 8 ore al giorno, qualcosa di più, quindi sì, è venuto da sé.
Ma senta, è anche curiosa la storia di questa azienda. Lei mi stava raccontando che appunto era partito come dipendente in Siel negli anni 70 e di punto in bianco così decise di creare questa azienda. È anche curioso il nome? Ero partito, a dire la verità, 10 anni prima di Insiel, ho fatto 10 anni a Milano, poi sono tornato con quello di tornare in Friuli, sono tornato a Insiel, poi dall'Insiel mi sono messo in proprio e il nome è nato dal fatto che con un mio collega triestino ci si trovava in un ristorante e mi ha detto dobbiamo mettere il nome della ditta e io gli ho detto che deve essere un nome che inizia per A perché si va in testa agli elenchi, deve essere corto e facile da ricordare e lui mi ha detto Migon Kang si chiama AXA e allora abbiamo giudicato il nome. E AXA è rimasto, tra l'altro dotato anche di parco macchine, parco veicoli per tutti i dipendenti. Sì, ognuno ha la sua macchina, la usiamo sia per venire a lavorare che andare presso i clienti. Visto che la macchina c'è, sarebbe stupido lasciarla qui la sera, tanto vale portarla a casa e poi ognuno la usa per quel che deve usarla. La scelta di insediarsi proprio in questa zona, da che cosa è stata detta? Da un fatto di praticità. Perché qui arriviamo, siccome noi siamo sempre fuori dai clienti, il parcheggio sembra una stupidaggine, però prima eravamo in centro e non era così semplice da Via del Gelso trovare parcheggio. E poi abbiamo anche cercato di creare un ambiente a misura, perché era un elemento importante anche questo, tanto è vero che abbiamo fatto stupidaggine, però abbiamo fatto il parcheggio sotto per fare in modo di avere più verde fuori, oltre ai vantaggi questo è il motivo per cui siamo venuti qui. Oltre a dire la verità, anche una mano ci ha dato al Comune di Udine, l'ufficio tecnico, e abbiamo avuto agevolazioni di tipo burocratico e questi sono i motivi. Senta, per quanto riguarda il futuro, su che cosa puntate? E anche i consigli che dà agli imprenditori che lei segue appunto con i suoi sistemi gestionali e a quanti operano nel suo stesso settore? Noi prima di tutto cerchiamo di sopravvivere perché è una necessità. Poi l'ambiente qui è un ambiente favorevole che di proprio lavora con entusiasmo, per cui già questa è una grossa cosa in più, perché lavorare col cuore è diverso che lavorare solo con la testa e ci si accorge guardando i programmi, almeno io che faccio questo mestiere da sempre, quando sono fuori dai clienti mi accorgo che i programmi nostri hanno cuore perché ti accorgi di piccole cose che fanno la differenza. Per quanto riguarda gli imprenditori non mi arrisco a dare consigli perché già dura per tutti e per i miei colleghi purtroppo da 30-40 anni che io sono in proprio sono rimasti in pochi, ecco, non ci avevo pensato se non adesso, di quelli che fanno il mio lavoro. E comunque lei mi dice che anche i numeri hanno un cuore. Sì, i numeri hanno un cuore e come si mettono a un altro pezzo di cuore, come si legano il cuore vero. Ed eccoci con questo nuovo blocco, questa serie di racconti direttamente da Friuli Doc. Prima di andare allo stand dei CAIS di Trivignano e poi a Coderno vorrei andare un attimo da questo signore e relativa signora, lo conoscete, grande tifoso dell'Udinese, è passato anche nel nostro stand. Pavan, cosa ci fai da queste parti? Non si può mancare a Friuli Doc, è una tradizione ormai da anni. È un po' caotico ma bisogna partecipare perché merita. Questa sera ho detto provo il fricco di Coderno, visto che lavoro da quelle parti, ho detto vengo a mangiare il fricco di Coderno. Com'è andata? Bene, diciamo che quest'anno ho visto forse un po' meno di ressa, che non è male, perché si sono distribuiti sulle altre due precedenti serate e questo ha fatto bene a tutto l'impianto, insomma, perché negli altri anni si vedeva molto più traffico, quest'anno ce n'è un po' meno, forse stasera sono anche spaventati dalla pioggia, ecco. Che non è ancora arrivata. Che non è arrivata. Allora, Pavan propende per il frico e la signora? Ma io veramente sto ancora pensando, anche perché qua c'è tanta scelta, ci sono tante cose buonissime da buona friulana, non lo so. Adesso faccio un giro per gli stand, vediamo, sicuramente qualcosa si trova. Siete qua già da un po' però? Ma più o meno un'oretta. Un'orettina. Abbiamo già fatto il primo giro di tagli, adesso faremo il secondo ovviamente. Pavan, approfitto dell'occasione, pronostico per domani?
Allora, ti dirò, le prime 2 partite ero in ferie e non le ho viste, domani è uno fisso, basta, vado io a vedere la mia prima, è uno fisso. Obbligatorio domani. Obbligatorio, gol di Lopez, pronostico anche quello perché così la darà un po' sul naso a tutti quelli che lo insultano. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao. Allora adesso andiamo da questa parte, già da un po' che buonasera, è da un po' che mi aspetta. Andiamo da, ti chiami? Alberto Burini. Allora Burini, mi dicevate che avete esaurito praticamente tutte le scorte. Sì, siamo stati un po' pessimisti vedendo il tempo e invece ha tenuto e quindi abbiamo sorpassato tutte le aspettative e abbiamo finito praticamente tutte le scorte. Cosa si serve i cais a Trevignano ma non solo? Sono delle chiocciole, sono cotte in acqua, lasciate a bollire per circa 2 ore e poi abbiamo 3 ricette. Una col peperoncino, che sono i cais alla romana, poi i cais alle erbe, che sono con un misto di spezie, e i cais alla bourguignon, che sono serviti nel guscio, con una pastella di burro, pangrattato, formaggio e sempre altre spezie. Infatti ho visto molte persone che si sono presentate allo stand e purtroppo non avete... Siamo stati troppo prudenti. Hai un piatto da mostrare? Sì, ho i bourguignon, l'unico piatto superstite, che sono, come vedete, la pastella, il pangrattato, vengono prima cotti in acqua bollente, poi vengono inseriti nel guscio con la pastella e vengono gratinati col pangrattato sopra e sono diciamo la specialità, il piatto più tipico. I vini del territorio? Sì, noi abbiamo vini di Dolegna, abbiamo Cabernet, Merlot e Friulano. Gli stranieri se ne sono visti? Sì, più di qualcuno e hanno apprezzato. Quindi conoscono il prodotto di Trevignano? Beh, in realtà molte persone magari che non conoscono il friulano ci chiedono cosa sono i cais, come si servono, ma il più delle persone ci conosce già e ne viene qua, insomma. La squadra è composta da? Allora, io sono il presidente, nonché addetto alla polenta, poi c'è Andrea, barista, Maria Grazia barista, Fabrizio cassiere, se riuscite a seguirmi in cucina vi mostro anche i cuochi. Adesso entriamo nella cucina dei cais di Trevignano, così lì vi mostriamo come si stanno. Permesso? Buonasera. Sabrina, buonasera. Qua si taglia il pane. Oddio, beh, tu come ti chiami? Roberta. Roberta, piano con quel coltello che mi fa impressione. Quante baguette avete tagliato? 15. Beh, non vi annoiate? No, questa sera no. È bello perché vedete che queste persone lavorano e sorridono, ma anche perché per voi non è un lavoro. No, è un divertimento. Dov'è la Roberta? Roberta, vieni qua. Avete visto che è appena stato consegnato proprio il piatto, perché poi avete finito praticamente tutto. Vieni solo più vicino. Sì, quest'anno un po' il tempo ci ha fregato perché abbiamo fatto un po' di meno e quindi i cais soliti romane e bourguignon, romane alle erbe sono finiti. Sono rimaste la bourguignon che sono un po' il piatto per eccellenza che facciamo noi. Domani è domenica e quindi bisogna organizzarsi, quindi ricaricate domani. Proveremo a fare domani mattina a ricuocere, però sarà un po' difficile. Quanto ci vuole perché queste pietanze siano commestibili, mangiabili? Allora, i cais alla bourguignon dobbiamo scongelare, quindi ci vogliono 3 minuti, più vanno gratinati, diciamo che in 5 minuti sono pronti. Invece gli altri li abbiamo già pronti perché sono in sugo, vanno solo sporzionati. Allora, questo è il retro, la cucina di Trevignano, patria dei cais. Vedete che l'uomo è lì in attesa. Cosa stai aspettando? Sto aspettando 2 fette di pane chieste da un cliente e basta. Per il resto abbiamo qui le ordinazioni, cais alla bourguignon, le uniche rimaste fra l'altro, quindi procediamo bene come una catena di montaggio. Il pane è arrivato, noi adesso usciamo e andiamo, se siamo fortunati, nella zona di Coderno. Da dove arrivate? Motociclisti? Salve! Da dove arrivate? Da Non piove? No, assolutamente no.
Siamo andati a fare un giro a Cittafiera e poi siamo venuti qua. Questa è la prima tappa? Prima tappa? Una delle tante. Una delle tante. Dimmi di che cosa ti piacerebbe mangiare stasera. Stasera ho mangiato frico, stasera. Ma vorrei mangiare ancora qualcos'altro di particolare. A Coderno, dove hai mangiato il frico? Ho mangiato su in castello. Com'è lassù? C'è gente? Pienissimo. Pienissimo, guarda. Da non trovare posto. Da non trovare posto. E noi andremo a raccontare anche quello che succede in castello, grazie a questa coppia di morosi o marito e moglie. Morosi. Quando... Le nozze? Chissà, per il momento stiamo bene così. Scusa, uno dei due ha già detto sì però. Io. Si è capito. Accelera. Accelera. Ciao. 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 Ah, dimmi caro. Quando va in onda è adesso, in questo momento? È in diretta. Ciao. Allora, noi adesso andiamo da questa parte e andiamo a Coderno, un po' la patria dei... Cioè, diceva a me? Sì, diceva proprio a lei. Come sta? Benissimo. Cosa ha mangiato fino adesso? E adesso siamo stati a salutare gli amici della Teria di Coderno. E dopo proseguiamo, vediamo. Lei da dove arriva? Da Sedegliano. San Lorenzo di Sedegliano precisamente. E lei mi gioca in casa? Certo, salutiamo solo, poi andiamo a vedere le novità di quest'anno, no? Devo andare proprio a Coderno, lei conosce qualcuno lì? Sì. Allora mi accompagni che ho bisogno di andare a intervistare qualcuno a Coderno. La signora di San Lorenzo, vediamo se spero che qualcuno mi consideri proprio perché... Vediamo adesso. Guarda, vado da questa parte. Salve. Ciao ragazzo. Carissimo, cosa abbiamo qua? Non stai di sebon di feveraio. Siamo uno dei smondi filati. Questo è fricco? Questo è fricco normale, questo alle erbe? Questo è l'erba e questo è normale. Quanti ne avete serviti fino adesso? 300. Bei numeri. Bello, bene, sì, veramente stasera veramente bene. Bene. Bene, Emilio, ciao. Ciao cara. Arrivederci. Vediamo se mi fanno entrare da questa parte. Questo è lo stand di Coderno. Vedete che c'è tanta pazienza. Se non mi sbaglio, sul bancone ci sono degli gnocchi con un pezzo della ricotta fumicata, belli e fumanti. Signore, buonasera. Come state? Benissimo, grazie. Avete già cenato? Cosa ha mangiato? Il prosciutto di San Daniele. Com'era? Ottimo. Però il suo accento dove porta? Venezia. Di Venezia ciò? Ponte di Rialto, Campo San Bortolo. Ma è qui apposta per questa festa? Oh, amici, siamo venuti qua. No. È arrivata stamattina? Siamo arrivati stamattina, sì. E lei crede di rimanere da queste parti? Resto perché gli amici sono di queste parti. No, ho capito, ma rientra a Venezia o stasera? No, rientrerò a Venezia quando i miei amici saranno stanchi di avermi come ospite. Ma gli ospiti non sono... A Venezia si dice che dopo 3 giorni il pesce spussa. Se è solo il primo, dai. Come si dice aperitivo? Andiamo a fare aperitivi a Venezia. L'ombretta. Perché una volta le prime mescite erano all'ombra del campanile, per cui essendo all'ombra del campanile è venuto l'ombretta. Areo, Vara. Ogni cosa a Venezia c'è un senso. Tutto quello che lei vede a Venezia c'è un perché. Perché i ponti di Venezia sono tutti di ardesia, scuri, no? Solo il bordo è bianco, nessuno se lo chiede. Perché non c'era l'elettricità per distinguere il passo durante la notte. E a Venezia si dice piede sul bianco, culo nero, perché si scivola e ci si fa il popo nero. Allora, lei è una poetessa. Sono proprio contento di averla incontrata. Vabbè, io sono abituata con voi perché ho un'attività, una delle più vecchie di Venezia, sul ponte di Rialto, per cui con voi sono abituata per qualsiasi... Ma vendono i turisti? Tanta miseria, ma non è che la miseria, rettifico, tanto poco buon gusto, tanto, perché i soldini ci sono, però mi dai il cinese, mi dai il russo, che fino all'altro giorno hanno trovato il petrolio, sono diventati ricchi, ecco, tanto poco buon gusto. Grazie. Ciao. Grazie che ha ospitato la veneziana. Un piacere. Sta piovendo, a tra poco.
E allora, cari telespettatori e telespettatrici, arriviamo nella zona del Tarvisiano e trovo Nives Meroi e Romano Bennett, che ringrazio per averci aspettato. E allora, buonasera. Buonasera. Che impressione ti fa essere un po' in quello che un po' rappresenta le vostre zone? Beh, un'atmosfera bellissima, vivace, è una bella festa di montagna. Che progetti hai all'orizzonte? Niente di preciso, nessun progetto preciso, come dice Romano, tanti sogni e che si concretizzeranno, speriamo, la prossima primavera. Ecco, abbiamo qualche anticipazione? Beh, sicuramente abbiamo in programma di tornare sulle nostre montagne, la nostra seconda casa che è l'Himalaya, e quindi se ne avremo la possibilità torneremo lì. Ecco, quali devono essere le condizioni, Nives? Sono molto semplici, condizioni fisiche, naturalmente la disponibilità del tempo necessario per poter fare una spedizione, l'aspetto economico, perché la passione, quella naturalmente c'è sempre, quella per fortuna continua ad essere quella che c'era agli inizi. Senti, dopo tante sfide vinte, che cosa rappresenta la montagna per Nives Meroi e Romano Bennett? Beh, per me stare in mezzo alla natura, la montagna, la natura è fondamentale, perché è proprio una presa a cui attaccarsi per ricaricare le batterie, quindi il nostro alpinismo non è cambiato rispetto agli inizi, proprio il desiderio di stare in mezzo all'ambiente, alla natura. Romano, quanto vi ha aiutato la montagna nella vostra vita di coppia? Beh, tanto. La montagna è stata poi la nostra linea conduttrice della nostra vita, quindi ci siamo conosciuti prima con la montagna e poi siamo diventati una coppia nella vita, quindi dobbiamo dar merito anche a questo, perché se abbiamo resistito tanti anni anche per merito della montagna. E la montagna poi ci unisce nelle nostre passioni a tutte e due, quindi come dice Nives, che se facessimo delle cose diverse non parleremmo più la stessa lingua, quindi ci troviamo in sintonia nella vita e poi soprattutto nelle cose che ci piace fare, che è l'alpinismo. Nives, il significato della vostra presenza a Friuli Doc? Ci è stato consegnato un bellissimo premio, sì, dell'eccellenza questo premio. Siamo contenti perché appunto questa è la nostra terra e quindi il fatto che venga riconosciuta la nostra attività, il nostro percorso sulle montagne più grandi della terra sicuramente è un piacere. Senti, qua sentiamo profumi di un certo tipo, ma Nives Meroi sa cucinare? Ecco, domanda difficile, no, ci pensa Romano, io però lavo i piatti. Romano, cosa sai cucinare bene? È una cosa strana, perché mi vengono bene i dolci, però a me non piacciono. Io sono appassionato di primi piatti, quindi magari non va tanto bene per Nives, che gli piacciono più i dolci, insomma, forse magari per quello ho imparato a cucinare meglio, perché gli piacciono a lei. Scusa, ma neanche un piatto di pasta? Ma proprio tirato insieme. Ma è comodo, perché appunto Romano cucina bene e quindi non c'è mai stata la necessità di imparare. Poi vi saluto, un piatto che rappresenta qui molto bene il Tarvisiano a Friuli Doc? A dire il vero, finora non ho avuto modo di assaggiare i piatti, sicuramente ce ne sono tantissimi, dai formaggi ai salumi, difatti non vedo l'ora di assaggiare. Allora adesso vi libero, grazie e buona serata. Grazie a voi, e buona montagna. Grazie a te, ciao. Grazie allora a Nives Meroi e a Romano Bennett. C'è Rosenvit che è praticamente pronto, ci sta aspettando. Vieni Rosenvit, è un
cognome proprio del tarvisiano, di quelle zone. Sì, classico di Napoli proprio. No, siamo di Tarvisio e siamo qua, siamo venuti come ogni anno a portare le nostre cose e soprattutto il nostro spirito di festa a Friuli Doc, a far conoscere a tutto e a tutti. Senti, che cosa trovano i visitatori qui? Che cosa trovano? Beh, trovano, diciamo, innanzitutto il star bene come fosse la casa e dopo abbiamo tutte le nostre specialità, dal mangiare al bere alla buona musica. Cerchiamo di accontentarli in tutto con le cose più semplici e quelle che sappiamo fare, senza inventarci cose straordinarie. Ecco, ma qui chi ci sono? Le associazioni del territorio? No, noi siamo un'associazione innanzitutto di amici, dove in tutto siamo in 30, siamo in 5 che amministriamo questa cosa, l'associazione si chiama The Farm, quindi la fattoria, niente, diciamo, lo spirito è quello di essere tutti quanti amici e di portare avanti qualcosa con cui ci crediamo, divertendoci soprattutto e quindi facendo divertire anche la gente che viene qua a mangiare, che viene servita innanzitutto con un sorriso sempre. Hai parlato di gente, qual è la risposta dei visitatori? È incredibile, ieri non riuscivamo neanche a muoverci, ci hanno quasi messo in crisi, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta e abbiamo vinto noi, abbiamo servito tutti e tutti quanti contenti. I piatti, può succedere che qualcosa magari può tornare indietro perché lo stinco c'ha l'osso e quindi quello lo lasciano. Senti, allora assieme, sempre in presa diretta, ci spostiamo e andiamo a vedere che cosa succede nel retro degli stand qui del Tarvisiano. Andiamo insieme allora. E intanto, momento, ecco qui cosa... Vedete che i banchetti sono già stati presi d'assalto e adesso andremo proprio nel luogo dove si prepara, vedo della polenta fumante e ci spostiamo. Buonasera. E allora siamo in diretta, chi è il responsabile della polenta? Sei tu? Sono loro due, ecco. E allora vieni. Vengo io. Buonasera. Buonasera, ma lei non è tarvisiano? Invece no, io sono friulano al 100%, by Foggia, ma il cuore è friulano, sì. Vivo a Monfalcone ma sono amico del tarvisiano e quindi... Voi pensate che un foggiano sta preparando la polenta fatta con che farina? Questa è la farina di Glemone, è una farina fatta solo con mais friulano macinata a pietra, quindi è una semi-integrale, mantiene una grande solubilità e una grande resistenza alla cottura e poi delle qualità organolettiche eccezionali per un sapore unico. Ecco, senta, ci fossero dei pugliesi in ascolto, in pugliese stretto, mi spieghi quanto buona è la polenta fatta a Friuli Doc? La polenta fa bene ed è buona, perciò ha un basso indice glicemico, è meglio della pasta, non contiene lieviti, datevi da fare, piantate il mais. E Chillo chi è? È il supervisore? Lui è Michelino Azzola, è una leggenda in realtà perché lui è stato 15 anni campione italiano di lotta libera, però visto che lo faceva a Livorno ma a Lady Ponteibe è quasi sconosciuto qui in zona, ma in realtà ha fatto 2 Olimpiadi, è stato vincitore dei Giochi del Mediterraneo dell'83, è un mio grande amico perché ci siamo conosciuti sportivamente, io ho fatto powerlifting e lui è un re della lotta libera. Allora andiamo dal re della lotta libera, ma scusa, quanta polenta hai mangiato per menare come si deve? Tutte le sere si mangiava polenta, la mattina si mangiavano i crostoli, che la sera si metteva i crostoli nel latte, così. Ho capito, ma in questo momento tu stai solo guardando o dai qualche consiglio? Sto guardando che fanno bene, no? Che facciano bene. Già cenato? Sì, già cenato, ma non senza polenta stasera. Senti, ma ecco, grande atleta, grande lottatore. La dieta per un atleta di questo... La dieta è soggettiva, ognuno si alimenta con cosa vuole, naturalmente più gli alimenti sono sani e meglio è per l'atleta. Sei d'accordo con la frase che siamo quello che mangiamo? Certamente, sono d'accordo. Allora, caro Ravo, adesso con il buon Rosenwind, mi piace chiamarlo per cognome, lui che si chiama di nome, come si chiama? Stefano, ma mi piace chiamarlo per cognome, Stefano Rosenwind. E invece qua dietro che cosa abbiamo? Facci...
abbiamo tutto quello qua, proprio il cuore è questo qua. Abbiamo gente internazionali anche, quest'anno abbiamo portato le thailandesi, la moglie di Michelino, che gli insegniamo a fare la polenta, perché penso che sia la cosa più importante da portare in giro per il mondo. È il simbolo del Friuli insieme al frico, e che andiamo a preparare. Vi mostro un attimino. Abbiamo i filettini fatti al momento di maialino, fatto da Kevin e da Madotto. Dopo abbiamo i ravioli fatti anche questi al momento di pere, gli gnocchi con le susine, che sono i frutti che nascono, diciamo, in maggioranza insieme alle mele a Tarvisio. Dopo di questo proseguiamo, abbiamo Fabio, che è uno dei 5 soci, Gianni, De Ciglia, loro sono i 2 albergatori e ristoratori, il frico chiaramente, i funghi che non possono mancare venendo da Tarvisio, fatti da Piero. Ma l'uomo col ciuffo, chi è? Questo è Gianni De Ciglia, è albergatore al Valle Verde di Tarvisio. Quello dobbiamo sopportarlo, cosa dobbiamo fare? E a ognuno le proprie sofferenze. Poi c'è un camporossiano, come lo sono io, Doc, che è un po' più scuro, ma è camporossiano, che è il Tommy. Scusa, da dove arriva quello? Lui è indiano, però diciamo, è nato a Tarvisio, è stato adottato ed è quasi più tarvisiano di tanti che ci sono. Lui ha detto agli stinchi e al cervo. Poi abbiamo messo anche la milanese, la Wiener Schnitzel, perché essendo sul confine, per accontentare anche i bambini. Questo è strudel di mele, strudel di ricotta. Dopo ci sono tutte le donne. Ma quanta gente servite? Migliaia? Non posso dirlo, perché se dico quanta gente serviamo dopo ci fanno i conti in tasca, no? Scherzo, a parte questo, però non so, sicuramente più di 5-6 mila li serviamo. La signora thailandese parla italiano? La Puki sì. Proviamo. Scusi, Puki. Salve Cookie, ma in Thailandia c'è la polenta? No, non c'è. A lei piace la polenta? Sì. Benissimo. E invece questo è un altro baldo giovane? Questo è baldo giovane, questo viene da Napoli, perché Tarvisio ha una parte anche di Napoli, è giusto portarla anche quella, perché fa parte del nostro territorio. Io vorrei però andare dal tarvisiano, l'indiano, andiamo da questa parte, speriamo di non darvi fastidio, andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte. Allora, mi hanno detto che tu sei probabilmente più tarvisiano dei tarvisiani. Ovvio, sono camporossiano. Camporossiano? Certamente. E senti, a Friuli Doc cosa fai? Cosa cucini? Gli stinchi? Stinchi e goulash di cervo. Come sta andando? Molto bene. Ma è più delicata la carne di cervo o il Carne di goulash? cervo. Perché? Perché è selvaggina. Fai vedere così lo vediamo in presa diretta, caro il nostro Giandomenico Ricci, ti stordiamo noi come si deve. Questo è il cervo? Morto. Cervo, sì, giustamente. Guarda che bello. Come ti chiami? Thomas. Caro Ricci, tu non puoi sentire questo profumo, ma noi poi lo degusteremo. Grazie Thomas. Allora, abbiamo mostrato, caro Rosenvin, tanti maschi, ma qua, questo lo vedo praticamente ogni giorno. Quanta ne stiamo spinando? Tantissima, almeno 1000 litri, più o meno. Abbiamo finito quasi i fusti e li abbiamo qua dietro, non so se li avete visti. Ah, ok, bellissimi. Quindi andiamo avanti a oltranza. Andiamo avanti a pieno. Buon lavoro. Grazie mille. Senti, qualche signora? Adesso ti mostro le cassiere, che sono importanti perché tengono tutto sotto controllo. Andiamo dalle cassiere, che eccole qua, vediamo permesso. Tengono tutto sotto controllo, mi ha detto, le cassiere sono importanti. Ma siete sempre voi che incassate qua? Assolutamente sì, ormai da 12 anni. Ah, quindi un trio consolidato? Sì, molto.
Com'è la risposta? Avevano parlato di maltempo, Sì, invece per fortuna ancora facciamo le corna, non piove. sì, sembra che il tempo ci sta aiutando abbastanza, quindi speriamo bene anche per domani. Senta, lei è una tarvisiana doc? Io sono una non esattamente tarvisiana, ma di Dogna. Siamo lì. Siamo lì. Senta, mi presenta un attimo la signora che dà le spalle alla telecamera, ma lo fa apposta. Se si gira un attimo così Tommaso la riprende. Lei si chiama? Monica. Monica. E la signora dei capelli biondi che anche... buonasera. Buonasera. E invece si chiama? Sonia. E anche lei è qui a oltranza. Assolutamente sì, sempre presenti. Qui non c'è il turnover. 3 siete e 3 rimanete. Grazie. E buon lavoro. Allora, vediamo dove è Rosenwind. Andiamo da questa parte. Andiamo a vedere qualche signora, tra l'altro anche decorata. Abbiamo visto... Eccola là, quella signora. E questa chi è? Signora, buonasera. Mi può spiegare quest'opera d'arte? Quest'opera d'arte è un'opera di questo pomeriggio fatta dalla nostra collaboratrice la Trucca Bimbi, che si è occupata di intrattenere i bambini e noi abbiamo approfittato per farci disegnare qualcosa di carino. Voi somministrate i piatti che vengono preparati qua? Esattamente. La gente ha pazienza? Dipende, in una certa percentuale sì ed è molto cortese, qualcuno magari desidera un servizio più veloce. Potrebbe andare al McDonald's? No, io credo che non farebbero a cambio con la cucina del McDonald's. No, dicevo per il servizio, se si viene qua bisogna stare tranquilli. Assolutamente sì. Quello volevo dire. Assolutamente sì, sono d'accordo. Buon lavoro. Grazie. Rosenwind, dobbiamo andare a vedere anche... Ancora 2 cose importanti. Una che diciamo quello che fanno il lavoro oscuro, che fanno in modo che tutto sia a posto, tutto sia pulito, e sono le ragazze che fanno anche questo e sono qui. Mostriamo. Loro tengono in ordine tutto, lavano preciso, che è una cosa importantissima in cucina. Lei è la Miller, proprio un altro nome tipico su delle nostre parti, Sandra. E dopo un'altra cosa che volevo mostrarvi è quello che abbiamo fatto l'appendice, la zona VIP, diciamo, che è quella della baita del presidente. C'è una baita del presidente? Sì, perché quest'anno, siccome sono qua, li controllo sempre e dopo mi mandano via e mi insultano, allora mi hanno messo in una parola a parte, così stai lì con i tuoi amici e fai le tue cose. Abbiamo fatto la tavoletta, io di soprannome mi chiamano Pugi, allora abbiamo fatto una tavoletta per chi viene, che beve. Un piatto dedicato al presidente? È dedicato al presidente. E scusa, nella tavoletta di Pugi cosa troviamo? Troviamo del formaggio fritto per avere qualcosa di diverso, delle morbidelle di salsiccia con della cipolla stufata e fatta in teccia come si fa a Trieste, e sempre la polenta perché è d'obbligo metterla. Abbiamo fatto questo, abbiamo creato un attimino tipo una baitina, perché a Tarvisio abbiamo anche la baita dei 7 porcellini quando ci sono le manifestazioni di baita aperte, e allora abbiamo portato anche quello in città. Ecco, Presidente, è tuo la baita è tua, se mi autorizzi io vado. Prego, e così andiamo a vedere un attimo che cosa viene preparata nella baita di Pugi. Permesso? Sono autorizzato da Pugi, Presidente. Eccoci qua. Buonasera, mi può spiegare cosa troviamo nella tavoletta di pugile? Ecco, che cosa troviamo nella tavoletta di Pugi? Se me la vieni solo se mi prendi, così la mostriamo al nostro Tommaso che sta arrivando in questo momento. Prego. Sì. Formaggio fritto, polenta, salsa tartara e salsiccia. Diciamo salsiccia con l'impasto di hamburger e cipolla caramellata. Un piatto molto leggero. Sfizioso, molto buono. Come sta andando? Benissimo per ora. Quindi quando arriva il Presidente che disposizioni ci sono? Vi dovete inchinare? Sì, un saluto di bentornato. È la birra. Una birra subito, vi chiamate? Veronica? Veronica. È uno scherzo? No.
Siete parenti? No. Bene, amiche sì però. Sì. Benissimo. E vi volete bene? L'abbiamo fatto perché così non mi mettono in difficoltà, quando mi giro chiamo Veronica, almeno una arriva. Tutto. È diabolico il presidente, cioè tu l'hai fatto apposta in modo che si girano di sicuro. Si girano di sicuro e poi anche perché gli altri amici mi hanno detto te ne tieni solo una, chi vuoi tenere? E io ho detto Veronica. Senti, che birra si spina qua? Da dove arriva? Una birra artigianale, scusa, è una birra artigianale che facciamo a Tarvisio, si chiama, se posso dirlo, Valcanal. E ve la faccio assaggiare perché è molto particolare e molto buona. Lo facciamo dopo la diretta, Rosen. Va bene. Grazie. Noi adesso ci fermiamo e tra poco abbiamo tante altre cose da mostrarvi qui da Cuore di Friuli Doc. E allora eccoci con l'ultima parte di questa diretta da Friuli Doc. Ho visto il tel che si è acceso adesso però, si è acceso adesso. Posso? Rifaccio? Ed eccoci con l'ultima parte di questa diretta da Friuli Doc. Ci siamo spostati in piazza 20 settembre dove c'è un'altra bella rappresentanza del territorio, della sua enogastronomia. Vediamo in questo momento il nostro Tommaso sta andando alla sua destra, c'è il Fricco e i formaggi di Coderno, i Cais di Trevignano, il Cervo e i vini di Savorgnano al Torre. Poi ci sono i formaggi di Gemona e dintorni e poi le fragole e i lamponi, una festa da vivere e siamo ad Attimis. Per concludere in bellezza con i sapori del Royale, coniglio in porchetta e patate di Ribis. Siamo in diretta, mi scusi. Cosa mangia? Gelato con i lamponi caldi. Era talmente fantastico. Evidentemente è talmente tramortito dalla bontà che ha impalato la telecamera. E questa signora chi è? Lucia. Signora o signorina? Signorina. Allora, signorina Lucia, allora io ho parlato del coniglio ma vedo le borse, gli sportis. Beh, noi siamo famosi diciamo proprio per i manufatti in cartoccio e quindi rappresentiamo appunto il Royale con questi manufatti, con queste borse, con questi prodotti delle nostre cartocciaie, perché proprio è nel Royale proprio che è nata anche questa cultura della lavorazione dello scus, che quindi delle bratee, del mais. Ecco Lucia, il nostro Tommaso, noi ci spostiamo così lo agevoliamo. Che cosa viene servito? Ho parlato di coniglio prima e poi? Beh, coniglio sicuramente, abbiamo il tortino del Royale che è una nostra delizia, una nostra peculiarità, abbiamo anche il tonno di coniglio che è la nostra specialità, abbiamo i crostini a base sempre di coniglio, il coniglio in porchetta, il coniglio arrosto e diciamo una selezione di vini anche del nostro territorio. Voi siete presenti a Friuli Doc ma non è la prima uscita dell'anno? No, siamo presenti con Friuli Doc da parecchi anni e da 3 anni diciamo qua in piazza 20 settembre, quindi voglio dire ci fa sempre onore essere presenti e come dire, rappresentare il nostro paese con le nostre delizie, insomma i nostri manufatti. Quanti siete? Ci sono molti volontari, credo che sforiamo adesso come adesso circa i 30, sì. Questo è un momento di punta, tra l'altro per chi domani arriverà a Udine e vorrà trovare lo stand di Reana del Royale, piazza 20 settembre, proprio siamo davanti a Palazzo Kechler, uno dei punti della bellezza cittadina appunto qui di Udine. Vedete che c'è una fila che è composta da persone che pazientemente si attendono. Venga signora, lo faccio. Io sono spagnola. Come si dice buonasera? Buenas noches. Cosa ha mangiato? Coniglio, arrosto de coniglio, buonissimo. Anche il vino, buonissimo. In Spagna anche si mangia molto bene, però... Cosa fa a Udine lei? E di vacanze.
scegliere il buon vino, il buon cibo. Ma scusi, lei è in vacanza appositamente per Friuli Doc? No. Sì. Perché siamo venuti a Venezia e abbiamo sentito che c'è la festa del vino, andiamo a bere vino. Perché no? Di che parte della Spagna è? Seviglia. Io lei. Mi dispiace per l'Italia che ha perso 3-0, però siamo più forti. Nettamente, signor. Fare. Grazie per questa grazie. Dove è andata è andata. Ah, benissimo. Eccoci qua. Dobbiamo dire, quanti piatti servite? Tantissimi. Tantissimi, c'è una vasta scelta, quindi uno non si annoia qua, può venire a mangiare quello che desidera. Abbiamo anche la pasta, mi sono dimenticato, i blacks fatti in casa col sugo di coniglio. Ma i due ragazzi chi sono? Luca e Gaia, sono amici della Proloco. Quindi volontari? Volontari che amano proprio così divertirsi e lavorare insieme, ridendo e scherzando. E non sono di Reana? Sì, assolutamente sì. Sì. Signorina, salve, dove ha preso questa cosa? Siamo mica alle Hawaii. No, però siamo all'addio nubilato di una nostra carissima amica. Dov'è? La sposina è laggiù in fondo, si sposerà fra 15 giorni. Me la fa vedere? Me la portate qua un attimo. Portatemela qua. No, intanto io e lei parliamo. Cosa avete mangiato fino adesso? Noi adesso io ho mangiato i gnocchi a ragù di cervo e adesso provavo il coniglio. Ecco, intanto che la sposa arriva, possiamo dire come le farete passare la serata? Beh, noi siamo già qui da questo pomeriggio e abbiamo passeggiato per tutto Udine nel centro e divertendoci in giro in mezzo alla gente e poi adesso abbiamo iniziato a stuzzicare qualcosa. Sì, lei continua a non rispondermi, ma poi cosa facciamo? Lo so, è da tutto Non c'è una sorpresa? No, è da tutto il giorno che noi siamo in giro, quindi insomma abbiamo concluso qui la serata mangiando qualcosa. Quindi finiamo mangiando? Sì, direi di sì. Abbiamo anche già mangiato a pranzo fuori, quindi direi... Quindi niente di piccante? No, non abbiamo organizzato qualcosa di piccante, no. Benissimo, ci si diverte lo stesso. Assolutamente, poi qui in centro oggi siamo divertite parecchio, direi, con la semplicità della gente, ci siamo veramente divertite. Scusa, la sposa si chiama? Sabrina. Lo sposo? Giovanni. Grazie. Arriverà la sposa, chi lo sa? Adesso sono andati a reperirla, io sono fermo nello stand di Atimis, rimanimi qua in modo che se ti vedo arrivo dalla sposa. Allora andiamo da questa parte e andiamo da questa parte, quindi penso che vado un attimo da Gobessi, lo troviamo benissimo. Caro Gobessi, buonasera. Allora andiamo vicino alle vetrine, che cosa troviamo? Allora, troviamo tutti i dolci e golosità a base di fragole e lamponi. La nostra specialità è il risotto con le fragole. In più abbiamo le fragole al limone, alla panna, il gelato con i lamponi caldi che è il più richiesto. Poi abbiamo le crostate, le torte, l'affogato alla panna e addirittura una coppa fantasia che sempre chiaramente con le fragole e i lamponi che sono la nostra caratteristica ad Atimis. Io ho parlato di Atimis, però dobbiamo ragionare, è una valle la vostra. Sì, è l'Alta Val Malina, come il nome della nostra Proloco Alta Val Malina, ed è la valle dove scorre il torrente Malina, una bellissima valle verde con molti sentieri puliti, tabellati, dove uno può venire a fare delle bellissime camminate in tutto il nostro territorio. Ecco, questi sono frutti di bosco che arrivano proprio dalle vostre parti, totalmente? No, chiaramente no, perché tra l'altro con la stagione di quest'anno dove c'è stato molto secco le piante hanno sofferto e quindi c'è una buona parte nella Val del Torre, ma nel Friuli e chiaramente vengono anche da regioni contermini, questo è normale per una certa quantità. Ecco, l'ho fatto per altri stand, magari diciamo chi c'è dietro il bancone. Vedo una presenza particolarmente femminile. È la nostra referente per i vini, molto brava. E poi? È simpatica, tra l'altro. Allora, come si chiama? Giusy. Giusy, guarda al volo, vieni da questa parte. Chiedo a Giusy
così all'improvviso, visto che non abbiamo concordato niente, un abbinamento con i vostri prodotti. Ho visto delle torte. Sì, le torte, vabbè, un bel prosecco fresco, le bollicine, no? Ne abbiamo di due tipi, il prosecco classico oppure un rosé, a seconda un po' dei gusti. E poi con il nostro buon risotto abbiamo portato un buon sauvignon, oppure anche la bolla da abbinare. Posso chiederti, riusciamo a vedere un piatto di risotto? Lo mostriamo solo in diretta. E intanto che Gobessi lo prepara, quanto capisce di vino la gente? Ma vedo che apprezza, perché viene a ricercare il vino di qualità e perciò è disposto a spendere un po' di più per avere un buon prodotto. Poi, come nel nostro caso, sponsorizziamo il territorio, è vino a chilometri zero e insomma il riscontro è positivo. Senti, le etichette sono tutte della vostra zona? Sì, assolutamente. Diciamo che è un po' lo sponsor della nostra Proloco, cercare di valorizzare il territorio. Guarda, perfetto e preciso come un orologio svizzero. Spieghiamo come è stato fatto. Allora, questo è un risotto classico con le fragole. Si parte da un carnaroli con un po' di scalogno, dell'olio extravergine e poi si aggiunge le fragole. Tutto qui. Ecco, di solito ci si aspetta dal risotto un sapore salato, qui c'è del dolce però. No, in realtà la fragola è acida, quindi il nostro risotto ha un po' di dolce ma non è assolutamente dolce. Ed è questo un po', abbiamo fatto un po' di difficoltà a far capire questo alla gente, però ad esempio nella nostra sagra delle fragole di Lamponi che facciamo l'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio, c'è moltissima richiesta. Anche a Friuli Doc abbiamo, chiaramente con tutti i prodotti che ci sono, la richiesta è un po' minore, ma tutto sommato siamo molto contenti del risotto alle fragole. Allora, grazie a Gobessi, buon lavoro. A lei. Allora, noi andiamo da questa parte, vedremo, penso che fra pochi istanti dovrò chiudere e salutare i telespettatori e le telespettatrici. Chi è la sposa? Se volete venire con noi, la sposa ce l'abbiamo nel tavolo laggiù. Quindi andiamo accompagnati, caro Ravo, e daremo la buonanotte. Venga, dov'è la sposa? Andiamo da questa parte, da qua. Là c'è una carrozzina, ragazze. Andiamo da questa parte. Buonasera. Come va? Siamo in diretta. No. Come vanno le vendite? No. Funziona o no? No. Caro Ravo, no. Andiamo da questa parte. Il venditore di rose ha detto no. Invece la sposa dirà sì. Buonasera. Andiamo da questa parte, ci siamo quasi. È la sposa. Vabbè. Eccola qua. Allora, siamo in diretta, cara la mia sposa, siamo in diretta. Allora, quando la combini? Fra 15 giorni? Sì, 23 settembre. Che cosa ti aspetti per la serata? Qualche scherzo o la chiudiamo qua a Friuli Doc? Ma sicuramente qualche scherzo, sicuramente. Siete in giro stamattina alle 11, quindi i piedini fanno un po' male. No, anzi. Cosa fai nella vita, oltre a sposarti? Lavoro. Dove? In una fabbrica su a Povoletto. E oggi mi tocca così. E il tuo lui cosa fa? Il mio lui fa il guardiano su un'isola. Dei famosi? No, un guardiano sull'isola di Sant'Andrea. Un mestiere ricercato. Ma vi siete conosciuti sull'isola? Sì, perché mi hanno portato con la barca sull'isola. E vi siete messi assieme quando? Poco tempo dopo. Adesso sono 6 anni che siamo insieme. Quindi vi sposate il 23 settembre. E tu stai mangiando gnocchi Con capriolo. Buoni? Non ho dubbi. Anche il vino è buono. Non hai bevuto tanto? No. Bene. Caro Ravo, anche Ravo è sposo da poco. Ah, auguri allora. Bene, allora da questo tavolo dove vedo dell'arrosto e questi gnocchi straordinari. Oh, buona vita, Grazie, 1000. Con le mance.
Facciamo io col bicchiere vuoto. No, la beviamo. Benissimo, grazie. Allora, viva gli sposi allora. Grazie. Cin cin. Grazie di cuore a Tommaso Ravo e al nostro regista Gian Domenico Ricci. Noi per la sposa, i pip. Avete capito bene, andrà così stasera. Buonanotte e arrivederci.